Domenico Iluzzi, mattatore del Sarzana questa sera, però non sono bastate le tue incursioni. No, non sono bastate purtroppo perché non siamo praticamente primo tempo, non siamo entrati in pista. Secondo tempo abbiamo praticamente giocato noi e abbiamo fatto sicuramente qualcosa in più, molto meno di quello che dovremmo fare, ma l'abbiamo fatto. Quando regali un tempo, vai sotto 3-4-0 è difficile. Quindi merito del Giovinazzo o demerito del Sarzana? No, tutti e due. Il Giovinazzo è stato bravo ad approfittare dalla nostra non partita, hanno giocato organizzati, tranquilli, hanno sfruttato le occasioni che le abbiamo lasciato e invece noi questo non l'abbiamo fatto, dovevamo farlo noi, venendo a giocare fuori casa invece non c'è stato, però si impara, vai. Ora una partita difficilissima contro il Bassano. Sì, contro il Bassano però giochiamo in casa, abbiamo una trasferta in meno sulle spalle. Sarà una partita difficilissima, però noi come sempre siamo lì in pista, ci proviamo, dovremo affrontare la partita con un'altra testa e con un'altra voglia e con tanta umiltà in più che servirebbe tanto in più per fare le cose giuste e riuscire almeno a raccogliere i punti che alcune volte meritiamo ma non riusciamo. Per noi giovinazzesi è sempre un piacere rivederti qui a Giovinazzo, penso sia la stessa cosa anche da parte tua, dopo che hai visto la tua famiglia anche sugli spalti. Sì, ma oltre alla mia famiglia, tutti quelli che sono sugli spalti sono la mia famiglia, quindi sono sempre felice di tornare, i ragazzi mi prendono in giro quando mi avvicino alla balaustra, è sempre una felicità, nonostante la sconfitta di oggi, ma purtroppo adesso vengo poche volte a casa, vivendo da un'altra parte, quindi quando vengo me la godo. E allora buon prosieguo. Grazie mille, bocca al lupo a voi.